Ecco, siamo in onda. Consigliere Gianfranco Pettenò, una sua riflessione su El Alamein. Vedo che è arrivato con un opuscoletto. Tentavo di ripassare un attimo, anche a me piace un po' la storia, rileggere appunto i fatti, questi fatti drammatici, no? Prima diceva Gandhi cosa induce questo. Voltare pagina, sì, voltare pagina, cioè che questi fatti dolorosi e quindi appunto onorari caduti e soprattutto per i familiari che hanno perso dei cari nelle guerre è sempre una cosa doverosa, va fatta e dovrebbe suscitare, almeno a me suscita, diciamo così, il pensiero che è quello appunto che la pagina va voltata, nel senso che il mondo non dovrebbe più riconoscere la guerra, cioè non dovrebbe, il nostro obiettivo è quello di cancellare le guerre dalla faccia della terra, cioè l'orrore vero sono le guerre, noi potremmo stare qui, infatti rileggevo in queste ore quando mi ha invitato appunto quello che è successo, eccetera. Questi fatti dimostrano, anche riletti oggi, dimostrano proprio l'insensatezza proprio di alcune strategie militari che ancora appunto allora svolgevamo, purtroppo ce ne sono anche oggi e quindi questo è il dramma che io vivo, che penso dovremmo avvertire tutti, non deve più succedere queste cose, cioè dire, non è che ci possiamo vantare del fatto che abbiamo combattuto orgogliosamente per una patria, eravamo in Africa, poi potremo discutere cosa è successo in Africa per questa nostra guerra. Lei è un uomo di cultura e so che è venuto con me in delegazione con l'assessore Isi Coppola, certo, che è di Alleanza Nazionale, ma lei è di Rifondazione Comunista. Quando siamo andati a vedere il mondo veneto, sì, dell'Istria e della Dalmazia, e l'importanza del Golfo di Venezia, l'importanza del mare Adriatico sta rinascendo. Non solo perché c'è il petrolio a Durazzo, che arriverà il gas e quindi la pipeline del gas, eccetera, e gli interessi economici, ma è chiaro che con il mondo arabo vicino noi aumenteremo, sì, questi interscambi commerciali fortissimi, tant'è che anche gli inglesi si stanno interessando di questo fenomeno portuale del Mediterraneo, dell'Adriatico. Non ci nascondiamo che ci sono logiche economiche sotto. Noi siamo pronti a difendere i nostri interessi. Io sogno che appunto il mar Mediterraneo e quindi a partire anche del Golfo di Venezia, così come lo chiamavano i veneziani, il mar Adriatico in questo caso, possa attraverso la forza della cultura, del dialogo fra le genti, fra i popoli, trasmettere appunto la possibilità di convivere in questi mari, che hanno visto sì grandi scontri, grandi guerre e grandi lutti appunto, ma hanno visto anche grandi avanzamenti e progressi della civiltà. Insomma, allora noi possiamo sognare che questi nostri interessi, noi italiani nel Mediterraneo, possiamo essere un punto in veicolo perché il Mediterraneo non sia quello di guerra che ancora abbiamo vissuto allora, ma che vediamo ancora oggi grandi tensioni e grandi scontri ancora nel Mediterraneo. Allora questa è l'ambizione e spero che Venezia, il Veneto, la regione Veneto svolga questa azione anche attraverso il recupero del patrimonio culturale, di trasmettere alle generazioni future queste grandi cose lasciate dai nostri avi. Quindi questo è il messaggio di pace, di cultura, insomma, di dialogo.